Perché? Perché, Signore, hai permesso tutto questo? Chi colmerà questo vuoto insopportabile? Chi farà da mamma ad Elena, a Sofia? Una delle tante domande che aleggiavano oggi pomeriggio i funerali di Jessica Fracasso e Sara Rizzotto, decedute nel tragico schianto del 30 giugno lungo la A28 tra Cimpello e Villotta. Oltre 1000 persone, in parte sedute sul giardino dell'oratorio, in parte assiepate lungo la ciclabile, hanno condiviso il dolore composto delle famiglie. Un sentimento che lega in particolare chi subisce una tragedia della strada, come ha ricordato Don Lorenzo rivolgendosi direttamente alla mamma di Jessica. Io sono il terzo di 5 figli, terzo per mio padre, primo per mia madre. Papà era sposato e aveva 2 bambini, ma un giorno sotto questo stesso cielo sua moglie è mancata, nello stesso modo, con la stessa dinamica. Anche i miei fratelli erano a bordo di quell'auto, ma solo lei è mancata. Qualche anno dopo sono nato io, che oggi parlo con te. Sono forse il segno concreto che il Signore offre oggi, per dirti che la vita sa fiorire dove la morte ha colpito. Speranza nel dolore, ma anche pietà cristiana per l'imprenditore bulgaro che ha investito l'auto delle 2 ragazze per poi darsi alla fuga. Per chi provoca dolore con comportamenti irresponsabili possa convertire il proprio atteggiamento con la grazia della misericordia e compiere atti di carità e di pietà attraverso un rinnovato dono di sé. Preghiamo. Accogli, Signore, la nostra supplica. A rappresentare tutti i veneti il governatore Luca Zaia, tra le autorità presenti il consigliere regionale Sonia Brescacin e i sindaci delle comunità colpite Fabio Chiesa e Gianpiero Cattai. Al termine forse il momento più toccante con il saluto dei colleghi di lavoro di Sara. Sapevi essere determinata, concreta, presente, puntuale. Riuscivi a creare armonia tra noi e colleghe. Amavi il tuo lavoro e la tua passione si percepiva quotidianamente. E la lettera dell'amica Cristina a Jessica. Un istante prima condividevamo la merenda nel cortile della scuola elementare. Un istante dopo sono qui in piedi a salutarti. Sembra impossibile. E tra le tante testimonianze anche il segno della mamma di Sara che comunque ha voluto essere presente con questi 2 cuscini di fiori, mentre i palloncini bianchi sono stati l'ultimo omaggio di queste comunità verso Jessica e Sara.